L'aggressione alla studentessa Marta Novello a Mogliano, il sedicenne che la accoltellò è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi, riconosciuto il vizio parziale di mente. La Cassazione ordina un processo d'appello bis per i 2 giovani condannati per l'agguato a Manuel Bortuzzo 2 anni fa a Roma. Da rivalutare l'aggravante della premeditazione, il nuovo procedimento potrebbe portare a uno sconto di pena. Il Veneto sospenderà dove necessario le attività chirurgiche che prevedono un accesso ricovero in terapia intensiva. L'annuncio del direttore della generale della sanità Flor: serve recuperare personale per vaccinazioni, tamponi e tracciamenti. 16 intanto i bambini ricoverati nella Marca da quando è iniziata la 4ª ondata. I contagi nelle scuole continuano, al via le vaccinazioni anche a Natale. Domani scatta l'obbligo vaccinale per personale scolastico, forze dell'ordine, operatori del soccorso. Chi non effettuerà la somministrazione sarà sospeso senza stipendio e per gli agenti via le armi. Potrebbe essere stato un malore fatale a causare la morte di un 66enne di Carbonera, trovato senza vita in strada a Silea da un passante. Lavorava alla Vendramo Autotrasporti. Mi è crollato il mondo addosso, le parole della moglie. All'Auditorium Stefanini, riconoscimento di Cas Lugana ai giocatori dell'Amatori di Treviso che hanno salvato un compagno colpito da infarto in campo. Mi avete restituito una nuova vita, ha detto lui, emozionato. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, una pagina della cronaca giudiziaria a partire dalla sentenza di primo grado nel processo a carico del sedicenne, allora ne aveva 15, che aggredì a coltellate la studentessa Marta Novello a Marocco di Mogliano. È stato condannato a 6 anni, 8 mesi e 4 giorni, è stato riconosciuto un vizio parziale di mente. E adesso attendiamo la motivazione, faremo sicuramente appello. 6 anni e 8 mesi di reclusione a cui si andranno ad aggiungere altri 24 mesi di misura di sicurezza. È la pena comminata questa mattina dal Tribunale dei Minori di Venezia al sedicenne di Marocco di Mogliano che il pomeriggio dello scorso 22 marzo in via Marignana aggredì Marta Novello, studentessa di 26 anni, mentre faceva jogging, colpendola con oltre 20 coltellate. In aula al momento del pronunciamento della condanna, insieme all'avvocato difensore Scussat, c'erano lo zio e il nonno del sedicenne che il neuropsichiatra infantile ha suggerito di non far partecipare all'udienza. Solo una volta è stato ascoltato a processo e su richiesta del giudice aveva chiesto scusa. Il collegio presieduto da Patrizia Botteri ha di fatto accolto la richiesta del PM Giulia Dal Pos, partita da una pena complessiva di 14 anni. Il ragazzo ha beneficiato dello sconto di 1/3 della pena per il rito abbreviato e di una serie di attenuanti, tra cui, come detto, il vizio parziale di mente. Il movente rimane la rapina. L'adolescente, che a marzo aveva 15 anni, voleva procurarsi dei soldi per comprare dello stupefacente, della marijuana da fumare insieme agli amici. Lo scopo è uno scopo patrimoniale. Il problema è quello che è successo poi. Lui è uscito per fare una rapina, poi ha fatto un qualcosa di completamente diverso, che può solo spiegarsi con una temporanea dissociazione. Difesa moderatamente soddisfatta. Il riconoscimento del vizio di mente, sostenuto tanto dal legale quanto dal suo consulente Lenio Rizzo, è stato determinante. E su questa strada, una volta lette le motivazioni della sentenza, si procederà. Noi chiederemo che venga assolto riconoscendo un vizio totale di mente al momento del fatto, come documentato dal nostro consulente. Nessun commento da parte della famiglia Novello. In aula c'era solo l'avvocato Alberto Barbaro. Marta e i suoi genitori, che non hanno mai cercato una rivalsa, una vendetta, si sono limitati a prendere atto della condanna. Per loro la priorità era e rimane ritrovare una normalità che è stata loro brutalmente strappata. Si apre invece un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda di Manuel Bortuzzo, il 22enne nuotatore trevigiano vittima dell'agguato a Roma 2 anni fa. Ci sarà un nuovo processo d'appello, lo ha deciso la Cassazione. Per i 2 imputati si deve discutere sulla premeditazione di quell'atto, un nuovo processo che potrebbe portare anche a uno sconto di pena dei 2 responsabili. Prima la richiesta del procuratore generale della Cassazione, poi il via libera della Suprema Corte. Ci sarà un appello bis per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati nel 2020 per gli spari che hanno cambiato la vita di Manuel Bortuzzo. Un nuovo processo per i 2 imputati rei confessi. La Cassazione ha ordinato alla Corte d'Appello di Roma di riesaminare la sussistenza o meno della circostanza aggravante della premeditazione. Si apre così la possibilità di un ulteriore sconto di pena per i 2 responsabili, condannati per il tentato omicidio di Manuel alla pena di 14 anni e 8 mesi, ridotti in appello rispetto al primo grado quando la pena inflitta era di 16 anni.
Una notte impossibile da dimenticare, quella tra il 2 e il 3 febbraio 2019 nel quartiere AXA di Roma, dove il 22enne talento del nuoto nato a Trieste e trevigiano d'adozione, che sognava le Olimpiadi, si trovava insieme alla fidanzata Martina. Un raid punitivo in seguito a una rissa alla quale Manuel era totalmente estraneo. Quel proiettile alla schiena, la corsa disperata in ospedale, la paralisi, che non ha però fermato la voglia di vivere del giovane, capace di continuare ad allenarsi, di scrivere un libro sulla sua vicenda, prossimo a diventare un film, e oggi tra i protagonisti favoriti alla vittoria nel Grande Fratello VIP. La responsabilità di Marinelli e Bazzano è assodata, ma è il dubbio sulla premeditazione a far scattare un nuovo processo. Eppure, secondo i giudici dell'appello, quel dramma fu proprio il frutto di un raid premeditato, un'azione scellerata messa in atto con l'intenzione di uccidere. A sparare fu Marinelli, che era a bordo di un motorino con Bazzano. La sventagliata di almeno 3 colpi fu messa in atto, si lesse negli atti, come attività ritorsiva e dimostrativa dopo una rissa avvenuta presso il locale, dove si trovava anche Manuel, che nel pub aveva trascorso la serata senza prendere parte alla rissa. Il raid dei 2 condannati mirava a rimarcare il potere su quella piazza. Il processo, la condanna in primo grado, quella in appello, ora il nuovo capitolo di un dramma che sembra non avere fine per un ragazzo che ha sempre dimostrato di non mollare mai, come quando incontrò i ragazzi del collegio Pio X di Treviso il 18 febbraio di quest'anno. Il sogno di Manuel Bortuzzo è quello di tornare a camminare, è ovvio, questo non lo perderò mai, anche quello di vincere un'Olimpiade, anche quello di realizzarsi nella vita, di far stare bene le persone che ha a fianco, quindi sono tanti i sogni, come sono tanti i sogni di questi ragazzi, e oggi spero di avergli fatto capire che non devono mai smettere di credere nei sogni, mai smettere di credere in quello che vogliono, che nessuno potrà mai fermarli se loro qualcosa lo vogliono davvero. Ancora la cronaca, potrebbe essere stato un malore fatale a causare la morte di un 66 anni di Carbonera trovato senza vita in strada a Silea da un passante. Si stava recando al lavoro presso la Vendrame Autotrasporti appunto di Silea. Non si fermava mai, era pieno di vitalità, non dovevi chiedergli un favore perché lui ti anticipava e lo faceva subito. Trattiene a stento le lacrime Danilo Vendrame, presidente della Confartigianato Trasporti di Treviso e titolare dell'omonima ditta di autotrasporti di Silea, ricordando il collega e l'amico Silvano Spricigo. È qui che l'uomo, 66 anni, si stava recando questa mattina in sella alla sua bici, senza però mai arrivarci. Spricigo, infatti, intorno alle 4:40 è stato trovato a terra, appoggiato su un fianco, da un passante che inizialmente ha creduto che fosse caduto con la bici, poi però si è accorto che il 66enne era privo di sensi. A quel punto è immediatamente scattata la richiesta di aiuto al SUEM. I sanitari, una volta giunti in via Creta, hanno tentato di rianimare Spricigo, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora aspetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella che l'uomo sia stato colto da malore, visto che non ci sono sulla strada segni che possano far pensare al coinvolgimento di un veicolo. Ma nessuna pista viene abbandonata e per questo è stata disposta sul corpo una ispezione cadaverica. Spricigo questa mattina aveva lasciato la sua abitazione di Carbonera per raggiungere la ditta di autotrasporti dove lavorava da 10 anni. Sarebbe dovuto partire alle 4:30 con il suo camion direzione Venezia. Oggi mi è caduto il mondo addosso, ci racconta al telefono la moglie Tiziana, con la quale era sposato dal 90. Lo ricorda come un grande lavoratore, amico di tutti, un uomo che si faceva in 4 per aiutare gli altri. Si divideva, ci dice, tra il lavoro e la famiglia, alla quale dedicava tutto il suo tempo libero. Spricigo avrebbe festeggiato il 67° compleanno tra pochi giorni, il 29 dicembre. Oltre alla moglie lascia i figli Andrea e Valentina. Si attende ora il nulla osta del magistrato per fissare la data dei funerali. Adesso invece la pagina riguardante il Covid, a partire dalla circolare del direttore generale della Sanità Luciano Flor, che fa capire quanto sia importante la pressione della necessità di personale per il tracciamento, per i tamponamenti, per tamponare le persone e per le vaccinazioni. Il Veneto infatti sospenderà, laddove necessario, tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva. La circolare dice questo del direttore generale della Sanità Luciano Flor. Con questa iniziativa, che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico. Decisione che è stata presa per recuperare appunto temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti Covid. Quindi questa decisione certo importante per poter trovare personale per i tamponi, per le vaccinazioni, per il tracciamento, mentre c'è una pandemia
che riguarda i piccoli, i bambini, 16 i bambini ricoverati dall'inizio della quarta ondata in ospedale, l'ultimo oggi. 16 i bambini ricoverati per il Covid da quando è iniziata questa quarta ondata, tutti piccoli, spiega Benazzi, che hanno riportato problematiche serie, tanto da non poter essere curati a casa. Ne abbiamo uno oggi ricoverato anche in pediatria, sta a dimostrare che purtroppo anche i bambini si ammalano di Covid. Il virus circola e i dati non lasciano dubbi. 805 positivi nella Marca nelle ultime 24 ore. Aumentano i contagi così come si aggrava la pressione negli ospedali. È chiaro, c'è una pressione più che altro legata ai positivi. Abbiamo tantissimi positivi, soprattutto nell'area dell'Asolano, che stanno aumentando. E quindi questo comporta ovviamente anche ricoveri ospedalieri legati al fatto che soprattutto i non vaccinati stanno entrando in ospedale e l'età si è molto abbassata, che va di una media tra i 45 e i 55 anni. 293 le persone ricoverate nei vari nosocomi, 38 si trovano negli ospedali di comunità, 24 in terapia intensiva. E questo è l'andamento del 2021, siamo il giorno 14, 293. Questo è l'andamento del 14 dicembre, siamo a 400 e qualcosa. Come vedete il giorno di Natale cala. Una curva, spiega Benazzi, che seppur con numeri diversi sta mantenendo lo stesso andamento dell'anno scorso. Continuano ad aumentare le classi in quarantena, la fascia tra i 12 e i 20 anni rimane quella più colpita. Il punto tamponi dell'ex dogana continua ad essere preso d'assalto. È arrivata dall'ULSS 2 la decisione di riaprire venerdì ufficialmente il centro della zona industriale di Dosson, questo per cercare di decongestionare l'ex dogana. Sarà accessibile dalle 8 alle 20, così come è stato prolungato anche l'orario Oderzo, sempre del centro tamponi. Benazzi ha poi mostrato i grafici relativi ai contagi. Questa, la rossa, è quella del 2021 di non vaccinati, supera abbondantemente quella del 2020, la supera abbondantemente, la quasi va al raddoppio. Non ultimo caso a Fenzi, centro servizi per persone non autosufficienti di Conegliano ha accolto la richiesta pervenuta dall'ULSS 2 di Treviso di mettere a disposizione un'area di 430 metri quadri per accogliere degenti degli ospedali provinciali. Sul fronte dunque dei piccoli, dei bimbi, cruciale diventa la vaccinazione che parte come dappertutto il 16 dicembre, cioè fra 2 giorni. Vediamo come si svilupperà nella Marca. Tutto pronto il 16 dicembre, i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi. Le prenotazioni nella mattinata di martedì hanno già raggiunto 1.689 su 10.113 posti disponibili. Inizieranno, diciamo così, gli ospedali, i colleghi ospedalieri per la vaccinazione, perché in questo momento le prenotazioni sono ancora anche molto basse. Poi saremo organizzati come pediatri di famiglia in turni, in linee pediatriche dedicate negli hub che verranno messi a disposizione ovviamente del pubblico. Le prime vaccinazioni saranno effettuate agli ospedali Cafoncello di Treviso, Conegliano, Castelfranco e Oderzo. Ci saranno poi le linee dedicate e predisposte nei Vax Point attivati in provincia di Treviso con orari concentrati nelle ore pomeridiane. Negli hub vaccinali, ecco, se volete, il giorno 26 dovrebbe aprire San Damiano, ci saremo io e il collega Parisi, il direttore, vestiti da Babbo Natale, che faremo le prime vaccinazioni a Conegliano. Come sono corsie preferenziali in cui ci saranno solo bambini, in cui ci sarà solo il pediatra che vaccina. I bambini fragili verranno invece vaccinati a casa dai loro pediatri. È importante vaccinare i bambini, spiega Battaglini, segretario della FIMB Treviso. Prima di tutto per salvaguardare il bambino, perché anche il bambino si ammala. Abbiamo visto che anche il bambino può andare in terapia intensiva, raramente, ma insomma è 1 su 10.000, però il 6 per 1000 subisce un ricovero. Inoltre c'è il problema del long covid, che ancora non è ben conosciuto, e il problema anche della sindrome multinfiammatoria, la MISC, che può colpire anche i bambini asintomatici a lungo termine. C'è un altro passaggio importante invece domani, cioè l'obbligo vaccinale da domani per il personale scolastico, gli insegnanti, il personale ATA, ma anche per le forze dell'ordine. Da domani ogni scuola avrà esattamente il panorama di
chi ancora non ha il Green Pass rafforzato. Scatta l'obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico. Al momento non è dato sapere quale sia in percentuale il numero di dipendenti privi del vaccino nella nostra regione per motivi di privacy, ma con i nuovi controlli chi finora ha scelto l'opzione tampone dovrà cambiare idea. In caso contrario scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una pesante sanzione amministrativa. Le scuole controlleranno attraverso questa piattaforma chi ha il disco verde, la spunta verde, quindi vuol dire che ha il Green Pass rafforzato, si concentreranno su coloro che invece avranno la spunta rossa, quindi vuol dire che non sono in regola con questa nuova normativa, e da lì potranno chiedere, e assegnando 5 giorni di tempo a questi soggetti, quindi sia docenti che personale ATA, di mettersi in regola con la vaccinazione. Quindi nei 5 giorni o deve essere effettuata la vaccinazione o comunque la prenotazione di un turno vaccinale che deve avvenire comunque nei 20 giorni successivi. Nel frattempo farà fede il Green Pass cui si accede tramite tampone. Quello che possiamo dire è che a livello nazionale il fatto che sia vaccinato oltre il 95% del personale significa che siamo sui 45.000, 50.000 soggetti a livello nazionale non vaccinati, e quindi a livello veneto si potrebbe trattare di non più di 2.000-3.000 persone. L'obbligo non sarà solo per i dipendenti scolastici, ma anche per vigili del fuoco e forze dell'ordine. A chi si defilerà ritiro dell'arma, multe e sospensioni. Resta comunque lo zoccolo duro, l'esercito degli irriducibili, ce l'ha raccontato ieri sera a Ring il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, doppiamente in trincea, sia come primo cittadino ma anche come infermiere del SUEM. Sentite il suo racconto. Nelle mie ore di servizio, io lavoro al SUEM, e nelle mie ore di servizio di oggi ho avuto modo di incontrare e di portare in ospedale, in pronto soccorso, 5 persone con Covid che necessitavano, poi alla fine sono state tutte ricoverate. Di queste 5, 3 erano non vaccinate, 2 erano vaccinate ma con più di 6 mesi alle spalle dall'ultima dose. I 3 signori non vaccinati, una signora di 38 anni, Novax convinta, e gli altri 2 ultra sessantenni che non si sono vaccinati per o paura o perché hanno sentito dire che il vaccino può andare a toccare il miocardio o che la proteina spike può fare di qua e fare di là. Quindi diciamo anche che c'è molta, da una parte c'è paura da parte di alcune fasce della popolazione e dall'altra c'è anche un po' di suggestione. Di fronte all'evidenza c'è chi si rende conto e dice ho sbagliato, sono stato uno stupido, sono stata una stupida, ho fatto la più grande cazzata che potevo fare nei miei confronti e nei confronti magari di altri familiari che vivevano insieme a questa persona, che sono poi risultati tutti positivi. Ma c'è anche chi è fortemente convinto che è tutta una messa in scena e parole testuali magari oggi di questa giovane signora di 38 anni che non si fida né della medicina né dei medici né del personale sanitario, e per farla convinta a venire con noi in pronto soccorso e poi, torno a ripetere, essere ricoverata in pneumologia, c'è voluta l'insistenza da parte dei suoi genitori, da parte del compagno, che erano vaccinati, tutti vaccinati, e lei no. In questi giorni come operatore sanitario, come operatori sanitari ci passa molta rabbia. Poi la rabbia ci passa, diciamo così, anche molto velocemente, perché il nostro compito è quello di assistere e di curare. La rabbia sorge e probabilmente in me aumenta, perché sappiamo benissimo che abbiamo un'arma a disposizione che è la vaccinazione. Pochi istanti di pubblicità, andremo a Castelfranco subito dopo.
Rieccoci in studio in diretta a Castelfranco per parlare di economia. È stato un anno, quello che si sta per chiudere, complicato, forse meno del 2020 ma altrettanto difficile, ma è stato comunque un anno con spunti positivi per Confartigianato Imprese di Castelfranco. Un 2021 che si chiude con buoni risultati, quello di Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto, in un anno di particolare vulnerabilità del settore causato dalla difficile reperibilità delle materie prime e della forza lavoro specializzata. Le buone notizie non sono scontate. Cresciuto il numero degli associati e positivo anche il numero degli occupati, che ad oggi supera quello delle cessazioni di lavoro di 44 unità, dato maggiore rispetto all'anno precedente. La cosa positiva di quest'anno, che ho il piacere, è quello di avere portato alcune professionalità, qualche evento. Abbiamo portato l'ICE qui a Castelfranco, quindi nell'ambito del Ministero degli Esteri, per internazionalizzare alcune nostre aziende che avevano fatto richiesta, quindi questo è un assoluto occhiello su quello che abbiamo fatto. E quello dei giovani è un mondo dove Confartigianato investe forze ed energie. Nello spirito che ha avuto Confartigianato di adottare una scuola è quella di avere fatto una convenzione appunto con la scuola, ad esempio l'Ipsia, Galileo Galilei, un accordo per l'apprendistato duale, dove i ragazzi fanno la parte teorica nella sede della scuola e tutta la parte pratica viene svolta nelle aziende. Progetti per rimanere sempre più vicini alle scuole e instaurare una collaborazione continua e di fiducia. Per l'anno prossimo vorremo aumentare questo tipo di esperienza, perché è fondamentale, dove il ragazzo può veramente imparare in maniera con tecnologie attuali che sono adesso vigenti, dove nel mondo della scuola purtroppo non ci sono a disposizione, mentre nel mondo del lavoro i ragazzi imparano in maniera precisa quello che è la loro professione nei prossimi anni. A Treviso adesso mi avete restituito una nuova vita, le parole dell'uomo che era stato colpito nell'ottobre scorso da un infarto in campo e fu salvato dai compagni della Amatori Treviso. Ieri sera una cerimonia commovente al liceo Stefanini di Treviso. Ringrazio tutti i miei amici e soprattutto anche in primis la mia famiglia, perché è quella dopo di loro, è quella che mi ha dato lo spunto per reagire e avere un ulteriore obiettivo per rimettermi in una vita quotidiana ed avere una nuova prospettiva di vita. Grazie a tutti. Non solo amici ma fratelli, così Federico Ferrazzo, il 53enne di Eraclea, colpito il 14 ottobre scorso da un infarto in campo, definisce i compagni della Amatori Treviso. Quella sera allo scalo Motta, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, sono stati loro a tenerlo in vita, praticandogli il massaggio cardiaco. Insieme ai sanitari del SUEM 118 lo hanno strappato alla morte. E sono stati eccezionali. Io non mi dilungo ancora. Poi l'hanno portato via, la fortuna nostra è questa. Siete i miei eroi, mi avete dato una nuova vita e un nuovo modo di guardare alle cose di ogni giorno, ha detto emozionato Ferrazzo, che ha scambiato poi un abbraccio con il mister e idealmente con tutti i suoi compagni, coccolandosi infine la famiglia, la moglie e i 2 figli di 14 e 12 anni. L'amministrazione ha voluto riunire l'intera squadra nell'auditorium delle scuole Stefanini per un riconoscimento ufficiale, in particolare ai 4 che materialmente lo hanno soccorso: Davide Schiavo, Andrea Dotto, Sean Finnegan e Pietro Potenza, quest'ultimo attualmente in ospedale. Quale ringraziamento per l'atto di civico coraggio e di straordinario altruismo che fa onore alla nostra città. Con stima, il sindaco Mario Conte. Perché tutti possano trovarsi pronti davanti a circostanze drammatiche come quelle vissute da Federico e i suoi compagni, Casugana ha deciso di promuovere un corso di primo soccorso per gli sportivi amatoriali. Si terrà dal 26 gennaio per 3 serate nella palestra Felicent, perché ogni storia possa avere un lieto fine. Restiamo a Treviso, il Palazzo delle Poste in Piazza della Vittoria compie 90 anni. Nei prossimi giorni si concluderà la prima parte dell'intervento di restauro delle sue facciate.
Quando si pensa alle poste vengono in mente lettere, cartoline, pacchi e libretti di risparmio. Più raramente ci concentriamo alla bellezza architettonica e artistica che Poste ha portato nella storia delle nostre città e anche qui a Treviso. Ed è per festeggiare i 90 anni di Poste Italiane in Piazza Vittoria che sta proseguendo un importante intervento restaurativo conservativo delle facciate dell'edificio. Essendo un intervento conservativo, mira al recupero dei materiali e dell'originalità del palazzo per ridare la dignità che il palazzo aveva storicamente, anche visto il contesto così centrale nella città di Treviso. Intervenire con delicatezza per tornare alla facciata originale, senza però eliminare la bellezza della storia del tempo che passa. Noi dobbiamo, oltre a risanare la materia, poi renderla bella come una volta. E queste materie, le colonne, i capitelli che sono bellissimi e l'area che ci stiamo occupando adesso hanno comunque un loro tempo. Quindi noi dobbiamo interagire tra il tempo e la bellezza, il senso di bellezza contemporaneo. E sono circa 150 gli edifici di valore storico del patrimonio immobiliare di Poste Italiane. L'importanza è una testimonianza che dura nel tempo, al di là del tempo che passa. Basti vedere questa piazza che durante la Seconda Guerra Mondiale è stata bombardata e ha cambiato la sua fisionomia. Poste, secondo i criteri del restauro filologico, ha ricostruito dov'era e com'era, e quindi è sicuramente una testimonianza fedele nel tempo. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare del Covid. Anche nel ULSS 1 Dolomiti oggi il punto della situazione sui contagi e ricoveri, ma anche sulle prime prenotazioni per le vaccinazioni ai bimbi. Sono 131 nell'USL 1 le prenotazioni arrivate nelle prime ore per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il 16 dicembre si partirà con l'immunizzazione. Coinvolti i pediatri che potranno vaccinare nei propri ambulatori o negli hub. Nel distretto numero 1 la maggior parte dei pediatri, cioè 10 su 11, vaccineranno nel proprio ambulatorio e una collega invece vaccinerà nel lab di Sedico. Per il distretto numero 2 l'organizzazione sarà esattamente l'opposto, cioè 7 pediatri vaccineranno nel lab e una collega vaccinerà nel proprio ambulatorio. Nelle zone più periferiche, a Gordino, Cadore e Comelico, tutti i pediatri procederanno con le vaccinazioni nei propri ambulatori, un giorno a settimana che verrà stabilito nelle prossime ore. Dai medici un messaggio ai genitori. Tutte le paure sono comprensibili. Noi capiamo bene quello che c'è dietro la scelta di un genitore. C'è una paura che noi comprendiamo e che cerchiamo in tutti i modi, per quello che è umanamente possibile fare, di superare con la nostra disponibilità di incontri, chiarimenti. Intanto nel Bellunese si contano oggi 112 nuove positività, con un'incidenza nell'ultima settimana di 271 casi per 100.000 abitanti. È nella fascia 45-64 anni che si conta il maggior numero di contagi, a seguire i 25-44 anni. Attualmente sono 30 le persone ricoverate in area medica, 4 in terapia intensiva, 7 nell'ospedale di comunità di Feltre. A preoccupare in questo momento sono i pazienti tra i 50 e i 70 anni. Hanno sviluppato delle forme di polmonite piuttosto grave con un'insufficienza respiratoria, e queste sono persone generalmente anche senza rilevanti ecopatologie, quindi diciamo il SARS non è una infezione da sottovalutare anche in persone sane. Poi ci sono i grandi anziani vaccinati con 2 dosi, con il richiamo fatto tra aprile e maggio, dunque con una protezione anticorpale ormai bassa. Queste persone generalmente sviluppano forme a un'evoluzione migliore rispetto alle persone non vaccinate. E a proposito della vaccinazione pediatrica di cui si parlava nella prima parte del servizio, resta il dibattito, ecco la necessità anche dei chiarimenti da parte dei pediatri. Abbiamo sentito i bellunesi e sentite cosa ci hanno risposto. Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per i bambini in età pediatrica dai 5 agli 11 anni contro il virus del Covid-19. Lei che cosa pensa a riguardo? Vaccinerebbe suo figlio? Non saprei, così piccolini, magari gli adolescenti già sì, magari più piccolini ci penserei un attimo. Giusto vaccinare, è l'unica protezione che abbiamo per il momento, quindi io sì, lo vaccinerei tranquillamente. Io ho una bambina di 5 anni
Sinceramente, ora come ora sono un po' titubante. Non trovo proprio, non vedo proprio il senso di questa vaccinazione ai bambini piccoli. Io ringrazio di non avere figli di quell'età là, ma molto più grandi. Sarei molto titubante per quella fascia di età. Non abbiamo informazioni certe e precise, molto discordanti e da troppe parti. A questo punto bisognerebbe forse fidarsi un po', avere un po' di fiducia nella scienza e forse sì, alla fine sì, forse. Se la ricerca è arrivata fino a questo punto, che ha deciso che la vaccinazione sarebbe opportuna, perché non farlo? Per me, io dico di sì, però per i bambini sono un po' titubante. Penso proprio di sì, per lui soprattutto, non per gli adulti che devono essere già pronti alla vaccinazione. Io credo che sia opportuno che da 5 a 12 anni venga fatto tranquillamente. Sì, assolutamente sì, ci sono diverse ricerche scientifiche in merito che hanno fatto all'estero che attestano la sicurezza dei vaccini sui bambini, quindi direi sicuramente di sì. In chiusura vi ricordo, come sempre, adesso vediamo il cartello, la possibilità per tutti voi di inviarci al 351 175 5340 il vostro presepe. Il tuo presepe, la rubrica di questo Natale 2021, la raccomandazione è sempre la stessa, video di almeno 20 secondi in orizzontale, segnando ovviamente quando ci inviate il vostro video il nome e cognome, anche da dove chiamate, così li potremo mandare in onda come facciamo adesso. Allora stasera vediamo le creazioni di Giorgia Foltram di Santa Lucia di Piave, Gilberto e Dina di Pieve di Soligo e Graziella Zandonà di Tezze di Piave. Con queste immagini ci salutiamo e vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Bentrovati al meteo. Ancora alta pressione sull'Italia, prosegue dunque la parentesi di tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 15 dicembre. Sul Veneto inizialmente foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli prealpine, estese e localmente persistenti, altrove tanto sole. Qualità dell'aria progressivamente in deterioramento. Il fenomeno dell'inversione termica e l'assenza di vento e di precipitazioni infatti provocano un accumulo degli agenti inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Diamo uno sguardo alle temperature, minime tra -4 e 2 gradi, massime sui 5-10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un tempo decisamente buono, con ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno.
Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche addensamento sui settori più settentrionali della regione, altrove poche nubi sparse. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Beon Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.